Assessore, questa è un'opportunità per recuperare anche tutta una serie di iniziative a livello culturale. Certo, con oggi si inizia tutta una serie di venerdì dedicati a interventi sulla cultura. Si parte qui col Pallacastellere con l'incontro sull'Ucraina con uno storico di tale importanza, poi i prossimi venerdì c'è l'iniziativa, si chiama Libri a Palazzo Ancillotto, in cui c'è la presentazione di 3 autori in 3 venerdì che presentano il loro operato, con la possibilità al termine dell'intervento di poi fare una visita guidata a Palazzo Ancillotto, che è stato a giugno dell'anno scorso aperto al pubblico, e quindi la possibilità per chi vuole di vedere insomma, l'opera e come è stata recuperata. Successivamente ci sarà la premiazione del premio Cadel, che era congelato per il Covid, quindi premieremo i ragazzi che si sono diplomati nel 2019, nel 2020 e nel 2021. È una ripresa insomma, dell'attività culturale, perché insomma, principalmente per tutto il periodo in cui ho seguito io questo assessorato, abbiamo sempre cercato di creare con un budget limitato, viste anche le risorse, un qualcosa di nuovo per far sì che la gente abbia una vita culturale qui a Santa Lucia, e che in questo caso dopo il Covid significa anche un riuscire, no? Riprendere una propria socialità, come si vede adesso con un Pallacastellere gremito, e come spero anche nei prossimi interventi culturali siano appunto altrettanto frequentati dalla popolazione di Santa Lucia, ma in realtà è aperto a tutti insomma, gli abitanti dell'Alta Marca Trevigiana.